Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dalla mascherina principale, oggi parleremo niente di meno che dei guardiani silenziosi e delle catene magiche. Però questo è un titolo forte, quindi oggi vi farò morire da ridere, però prima di morire da ridere, cari amici, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda e del vostro Marietto Veneziano. E chiaramente venite riuscire a trovare i nostri favolosi gruppi di Facebook e di Telegram, dove lunedì sera noi alle 20:30 teniamo degli studi di esoterismo. E se vi scappa anche un bel super like, fa sempre piacere riceverlo. Bene, iniziamo un po' con questi guardiani silenziosi. Che cosa sono? Allora, prima di tutto dovete capire che li avete sempre sentiti nominare con delle parole tipo egregore. L'egregore nei vari periodi della sua, come si suol dire, non conoscenza, messa in campo, ha preso vari significati. Ne parla anche Enoch nel suo libro Apocrafo, no? Praticamente descrive che sono come dei guardiani che aiutano le persone, ma poi nei vari gruppi misterici hanno preso vari significati e varie importanze. E chiaramente c'è un po' di guazzabuglio, molti dicono che è una cosa, molti dicono che è un'altra, ma cosa sono fondamentalmente queste egregore? Allora, voi dovete pensare che quando pensate, scusate questo giro di parole, voi create qualcosa, però molti non sanno che non hanno solo un corpo fisico, hanno anche un corpo eterico, astrale, poi hanno un corpo mentale, hanno un corpo causale, buddhico e atmico, no? E generalmente in ogni di questi corpi si possono creare queste benedette egregore. Più chiaramente l'egregora è creata in un corpo vicino al corpo fisico, e più l'egregora chiaramente diventerà forte. Quindi nel corpo astrale avremo un'egregora molto forte nel corpo fisico. Chi è che ha sempre costruito queste egregore? Beh, generalmente le ha costruite le chiese di Stato, le chiese che praticamente le religioni di Stato hanno sempre creato delle egregore fortissime nell'astrale, e quindi voi le vedete nei vari culti alla domenica quanto ripetitivamente si fanno certe cose. Generalmente per fare un'egregora minimo ci vogliono 10 persone, e questo viene chiamato catena magica, ma oggigiorno noi certe catene magiche le facciamo senza rendercene conto. Come vi ho sempre detto, angeli colorati, mandiamoci luce, e poi ci sono quelle che dicono vogliamoci tutti bene, pensiamo positivo in certi gruppi che addirittura si fanno appuntamenti per fare preghiere destra e sinistra. Queste persone magari sono anche bravissime, ma se voi pensate che misurandole con il quadrante radiostesico Bovis magari hanno pochi Bovis, vi renderete conto che stanno creando delle egregore con delle vibrazioni molto basse. E il problema che cos'è? Che queste catene magiche, basta vi ricordo che ci siano più di 10 persone, col tempo, se si fanno in modo ripetitivo, prendono coscienza. E finché uno manda la luce colorata una volta ogni morte di papa, scusate, non è che voglio dire che qualche papa deve morire, ma nel senso che magari una volta ogni chissà quanto, allora la cosa è anche divertente e può prendere risvolti un po' così carnevaleschi. Ma quando uno entra in un gruppo di questi e incominciano periodicamente a fare riunioni e catene magiche, molti all'inizio magari sono presi dall'entusiasmo per la novità, ma poi non si rendono conto che la situazione può degenerare proprio perché questa egregora, questa entità prende forma, e più le persone a livello vibrazionale sono basse, e chiaramente vuol dire essere nell'astrale, scusate, nell'eterico, perché le egregore più forti vengono costruite per l'essere umano nell'astrale, e cioè se 10 persone, ad esempio, periodicamente, non so, al mercoledì si riuniscono per pregare una determinata cosa,
Poi l'egregora dall'astrale passa all'eterico, dall'eterico si concretizza. Però finché si parla di cose positive, l'egregora magari se si crea, si realizza, è positivo. Però purtroppo alcune volte l'egregora diventa più forte del gruppo e lo riesce a condizionare. E questo noi lo vediamo in alcuni gruppi che diventano sette, e poi queste sette, quando si disgregano, ci sono suicidi, omicidi e quant'altro. Quindi, cari amici, questo è un piccolo assaggio delle egregore. Poi ci sono anche le egregore, ad esempio del calcio, dello sport. Queste sono egregore emozionali che non sono nel corpo astrale, nel corpo eterico, ma sono nel corpo mentale, e quindi sono molto meno influenti e molto meno forti che delle egregore create nel corpo astrale. Quindi magari se voi andate in uno stadio, in un campo di calcio, voi create tutti insieme agli altri un'egregora fortissima, ma resterà sempre nel mentale perché è emozionale, e quindi chiaramente sarà meno forte che un'egregora che voi fate nel mondo astrale, perché dal mondo astrale è un attimo scendere in quello più denso e in quello praticamente fisico. Quindi, cari miei, attenzione a queste catene magiche che voi costruite senza rendervene conto. State sempre molto attenti a non intrufolarvi in questi gruppi che all'inizio sono amore, luci, colorati, insomma questa new age di basso profilo, no? Che cerca di legarvi, perché non sono loro che poi diventano pericolosi, ma la stessa egregora che a un certo punto, se questa catena viene mantenuta, viene foraggiata, a un certo punto può prendere coscienza e poi non far più scappare quelle persone che l'hanno creata. E vi ripeto per questo che in alcune sette queste egregore diventano così potenti che a un certo punto ordinano il suicidio di questi gruppi o cose ancora peggiori, capite? Quindi di egregore ci sono di vari stadi, di vari livelli, di varie forze, no? E bisogna sempre stare attenti da chi le genera. Se voi vedete che c'è ad esempio un master, un capobando, un capobranco, e lo misurate con i bovis e vedete che è basso di bovis, cari miei amici, girate i tacchi e andatene via. Se voi invece vedete che misurandolo col quadrante radiostesico bovis è una persona di alte vibrazioni, no? Allora voi potete già pensare che la situazione non è sicura, ma può essere, insomma, per voi. Cioè non è che voi non dovete andare in posto sicuro, ma per dirvi che non dovete poi temere tantissimo. Quindi attenzione a quando andate in gruppi con più di 10 persone, a queste catene magiche, perché insomma c'è sempre la possibilità che l'egregora poi diventi più forte del master e crea disastri. Ecco. Bene cari amici, attenzione quindi ai guardiani silenziosi, che una volta erano visti come protettori, ma oggigiorno con questi social che incominciano ad andare a destra e a sinistra a propagarsi gruppi che con pochi euro vi promettono un mare di luce e quant'altro, state attenti perché le egregori sono pericolosi come, alcune egregori, non tutte, sono pericolosi come i gini. Grazie cari amici, il vostro Marietto ha finito qui. Se non vi siete ancora iscritti al canale di Hildegard del vostro Marietto veneziano, vi chiedo di iscrivervi, e se volete anche venire ai nostri canali di Telegram, dove lunedì sera niente catene magiche ma studio di esoterismo. A noi le egregore non ci interessano. Bene cari amici, mi dimenticavo, se volete attivate anche la campanella per essere sempre aggiornati dai bellissimi video del vostro Marietto veneziano. Grazie, alla prossima, ciao!